del Veneto, mercoledì, il giorno atteso dal 22 ottobre. A Roma la firma della preintesa tra Zaia e Gentiloni, la svolta dopo il sì ai costi standard e a maggiori risorse. Tragico schianto lungo la Feltrina nel Bellunese, dopo lo scontro con un'auto, una motociclista viene sbalzata dalla sella e finisce in una scarpata, morendo poche ore dopo il ricovero in ospedale. Migliorano le condizioni dei bimbi feriti nello schianto dello scuolabus contro un edificio ieri pomeriggio a Motta di Livenza. L'autista ha raccontato di aver perso il controllo del mezzo per evitare un gatto. Paura ieri sera a Villanova di Campo San Piero per la titolare di un negozio di carburante. Bandito armato di pistola la minaccia e la chiude in un bagno prima di fuggire con il bottino. E ad Asti nel Veronese tentato assalto a un bancomat. Sono 14 pazienti su 100 tra quelli sottoposti al vaccino esavalente risulterebbero avere il sangue immunizzato. Dall'incidente probatorio la conferma delle accuse rivolte a Emanuela Petrillo. Firmato stamane dopo una trattativa di 17 ore il contratto decentrato per i dipendenti del Comune di Venezia, l'accordo mette fine alla parola scontro tra Brugnaro e i comunali. Non solo allarme, invecchiamento della marca trevigiana c'è chi come Casale sul Sile ha il record di minorenni in rapporto alla popolazione. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione del nostro telegiornale torna a parlare di autonomia del Veneto perché davvero pochi giorni e poi a Roma dovrebbe essere il giorno chiave, il giorno X atteso dal 22 ottobre, dal giorno del referendum e dal plebiscito per il sì, ovvero il giorno della firma per la preintesa dell'autonomia del Veneto, non solo del Veneto ma anche di Lombardia ed Emilia Romagna. Mercoledì mattina firmerò a Roma con i colleghi Zaia e Bonaccini, i due governatori delle regioni Veneto ed Emilia, che insieme a me hanno lanciato l'iniziativa dell'autonomia. Roberto Maroni cala il poker e Luca Zaia rilancia "Ci saremo, siamo pronti". Sarà dunque mercoledì, il giorno X, quello che in Veneto si aspetta dal 22 ottobre quando si svolse il referendum consultivo. A Palazzo Chigi 3 governatori firmeranno il patto per l'autonomia. La scorsa settimana, in occasione dell'incontro con la consulta, il presidente Zaia aveva auspicato di chiudere tutto entro pochi giorni e le previsioni sembrano essere rispettate. Un'accelerazione dei lavori in vista della fine della legislatura, nonostante il Veneto avesse rispedito al mittente la prima bozza perché non rispondeva alle richieste della regione. Poi una seconda versione che aveva ottenuto l'ok di Zaia e dello staff che in questi mesi lo ha affiancato nella trattativa con Roma. Ora l'epilogo ormai vicino, mercoledì davvero sembra l'ultimo passo. Stiamo affinando la bozza con ulteriori aggiustamenti, se ci confermano la convocazione di mercoledì noi ci siamo, fa sapere il governatore del Veneto. Maroni ringrazia l'impegno del sottosegretario Gian Claudio Bressa. Anche lo stesso Zaia, in occasione del discorso alla consulta, aveva riconosciuto l'impegno messo da Roma nel negoziato. Devo riconoscere che il lavoro fatto dal sottosegretario Bressa fino ad oggi è stato produttivo, è stato anche in un ambiente di serenità, con l'ottica anche di accogliere le istanze. Devo dire che se oggi c'è questa possibilità la si deve al Veneto, che a marcato stretto è arrivato alla 7ª bozza di accordo. La cronaca ci porta a parlare purtroppo nuovamente di un'altra tragedia sulla strada. Nel pomeriggio di ieri lo schianto sulla Feltrina nel tratto che collega Quero a Fener, siamo nel Bellunese. Nell'impatto tra una moto e un'auto è morta una donna, una 25enne di origini cinese, residente a Valdobbiadene e dipendente di un'azienda agricola di Quero. È stata sbalzata dalla moto ed è finita nella scarpata sottostante la carreggiata. Sul posto sono giunti i soccorsi del SUEM 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale Cafoncello di Treviso in condizioni molto critiche, tanto che dopo alcune ore dal ricovero d'urgenza purtroppo la donna è morta. Fortissimo l'impatto tra il suo mezzo e una utilitaria guidata da un uomo di Feltre, è rimasto invece illeso nell'impatto. Stanno invece meglio fortunatamente i bimbi che ieri sono rimasti coinvolti nell'incidente di uno scuolabus che è finito contro un edificio in pieno centro a Motta di Livenza. Indagini sulla dinamica, l'autista ha parlato di una perdita del controllo del mezzo per evitare un gatto sulla strada. Stanno meglio i piccoli rimasti coinvolti nell'incidente dello scuolabus ieri a Motta di Livenza. I 4 piccoli rimasti feriti leggermente sono stati medicati e poi dimessi. Ferita anche l'accompagnatrice e l'autista del pulmino. L'uomo, secondo quanto avrebbe riferito alle forze dell'ordine intervenute sul posto, avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un animale, forse un gatto, che all'improvviso ha attraversato la strada. Lo scuolabus si è schiantato contro il muro di una casa. Il mezzo ha letteralmente sfondato la parete dell'abitazione. I piccoli erano tutti assicurati
cinturati con le cinture, sono stati fatti scendere immediatamente dal bus e portati al caldo all'interno della stessa casa danneggiata dall'incidente. Gli altri bimbi invece rimasti contusi sono stati affidati alle cure dei medici dell'ospedale. Tanta la paura per i genitori accorsi sul luogo del sinistro. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri. E torniamo a parlare adesso di episodi di criminalità con alcuni malviventi che questa notte hanno fatto saltare lo sportello postamat dell'ufficio postale di Affi nel Veronese. Non riuscendo comunque nell'intento, nonostante la forte esplosione, i banditi hanno cercato anche inutilmente di sfondare le vetrate dell'ufficio postale con un'auto utilizzata come ariete, ma sono stati costretti a fuggire a mani vuote anche a causa del principio di incendio originatosi nella parte interna dello sportello postamat, che ha bruciato il contante caricato. Sull'episodio ovviamente indagano i carabinieri. Come indagano i carabinieri, le forze dell'ordine a caccia del bandito armato che ieri sera ha seminato il panico e la paura all'interno di una rivendita di carburante nel Padovano a Villanova di Campo San Piero, con la titolare minacciata con la pistola. L'ennesimo episodio di criminalità che ci racconta adesso in diretta telefonica proprio dal posto, da Villanova di Campo San Piero, il nostro Guido Barbato. Guido. Buongiorno a tutti da Villanova di Campo San Piero. Sì, verso le 18:30 di ieri sera una coppia di banditi, di cui uno armato e travisati da un cappellino e una sciarpa, hanno minacciato con la pistola la contitolare della rivendita di carburanti e di gas speciali Morandoil a Villanova di Campo San Piero, in via Leonardo da Vinci. Le hanno intimato di consegnargli l'incasso, il fondo cassa, in contanti c'erano circa 1 migliaio di euro e poi degli assegni consegnati da alcuni clienti. Sono scappati, pare, a bordo di una utilitaria, ovviamente aiutati dall'oscurità, dalla posizione particolare della ditta, che è una piccola azienda a conduzione familiare collocata nelle pertinenze di una casa colonica e collocata quindi in mezzo ai campi del comune di Villanova di Campo San Piero. Siamo agli inizi del territorio dell'Alta Padovana, nella zona del graticolato romano tra Padova e Venezia. La cosa è stata veramente fulminea. Il fratello della titolare si è accorto soltanto dell'auto che si allontanava, la donna ovviamente sotto shock, anche perché, ci ricordava stamattina il titolare, in 20 anni di attività non avevano mai subito un furto, tantomeno una rapina, e ci ha detto: segno dei tempi che cambiano, in cui tutti quanti noi siamo a rischio di poter essere minacciati con una pistola e derubati di qualsiasi cosa, dai pochi euro in tasca al fondo cassa del nostro negozio. Da Villanova di Campo San Piero è tutto. Grazie a Guido Barbato. Restiamo a Padova, un arresto della polizia stavolta di un 33enne, purtroppo parliamo dei drammi della violenza contro le donne, un uomo che ha accusato di aver ferito con un coltello la fidanzata che lo voleva lasciare. È stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. Lui è un 33enne residente a Padova. La vittima è l'ex fidanzata, una 27enne ricoverata con una ferita da taglio ad un fianco ed una prognosi di 40 giorni. Sulla dinamica dei fatti indaga la polizia. Secondo le versioni fornite dai giovani si tratterebbe di un evento fortuito avvenuto comunque in un momento concitato. La giovane in un primo momento si sarebbe accusata di autolesionismo. Gli inquirenti intendono stabilire se l'accoltellamento è stato colposo. In quel caso potrebbe profilarsi anche il reato di tentato omicidio. Ora torniamo a parlare del caso di Emanuela Petrillo, l'operatrice sanitaria trevigiana accusata, lo ricorderete, di non aver somministrato il vaccino esavalente a numerosi bambini a Treviso ma anche in Friuli Venezia Giulia, dove aveva operato per diversi anni. Arriva una prima conferma dell'incidente probatorio, sentiamo. Solo 14 pazienti su 100, tra quelli sottoposti al vaccino esavalente da Emanuela Petrillo, risulterebbero avere il sangue immunizzato. Sarebbe la prima conferma dell'accusa rivolta all'operatrice sanitaria. Insomma, non avrebbe effettuato le vaccinazioni sulla maggior parte dei bambini e adulti a cui doveva somministrare il siero. Risultato emerso dall'incidente probatorio svoltosi lo scorso 20 novembre. La procura di Udine, ricordiamo, ha indagato la Petrillo per peculato, falso ed omissione in atti d'ufficio. Diversa la posizione del legale dell'operatrice, l'avvocato Paolo Salandin, che avrebbe già contestato questi risultati. In caso di rinvio a giudizio legale ha già annunciato l'intenzione di scegliere il dibattimento contando sulla testimonianza a favore della donna di alcuni colleghi.
Parliamo del tempo adesso, c'è questa tregua in queste ore con il rialzo di temperature, con un sole primaverile in quasi tutta la regione, ma è una situazione che è destinata a cambiare, almeno per quanto riguarda le temperature. Tra le prossime ore, soprattutto tra domenica e lunedì, è previsto, come abbiamo anche raccontato ieri, l'arrivo del vento siberiano che porterà sull'Italia e sul Veneto l'ondata di gelo tardiva, colpo di coda di un inverno che sembrava al termine. Secondo l'ARPAV i giorni tra lunedì e mercoledì saranno i più freddi della stagione, con temperature anche di 15 gradi inferiori rispetto alla media del periodo. La media in quota sarà intorno ai meno 15 gradi centigradi e i valori minimi potranno scendere anche sotto i meno 20 gradi. In pianura i valori più bassi saranno intorno ai meno 7, meno 9 gradi e possibili nevicate previste per domenica, comunque deboli e sporadiche, mentre si attendono più consistenti nei giorni successivi. Dicevamo dunque un'allerta freddo per le prossime ore, non solo ovviamente per l'allerta ghiaccio e per contatori e condutture a rischio, ma anche e soprattutto per il dramma dei senza tetto. E allora vediamo il piano che ha predisposto il Comune di Venezia per far fronte a questa emergenza. In questi giorni particolarmente freddi la casa ha intensificato le uscite notturne col pulmino che offre generi di conforto, ma soprattutto ha ampliato il tetto del massimo di possibili letti a disposizione fino a 45-50 accoglienze, quindi da 35 base siamo a 50 posti messi a disposizione. In questi giorni di grande freddo il progetto messo in campo dal Comune con la Casa dell'Ospitalità di Mestre sta intensificando gli interventi per aiutare i senza fissa dimora del territorio, già inseriti nel progetto di inclusione anche lavorativa con l'obiettivo di essere tolti dalla strada. Però, evidenzia Venturini, non tutti vogliono aiuto e intervenire al meglio diventa difficoltoso. C'è soprattutto però la certezza che non tutti vogliono dormire in dormitorio, non tutti vogliono essere presi in carico, non tutti vogliono un aiuto, perché molti vengono da esperienze difficili, molti sono sulla strada appunto per non stare in casa, alcuni non vogliono avere rapporti con il Comune o con altri enti, alcuni rifiutano qualsiasi tipo di aiuto. A quelle persone evidentemente null'altro possiamo fare che passare a portare quella sera la coperta, la bevanda calda, eventualmente un maglione in più, quello che possiamo fare, però alcuni rifiutano categoricamente ogni aiuto e sono le persone che ci preoccupano di più, perché evidentemente resteranno in strada e non vogliono saperne di essere accolti in dormitorio. Restiamo a Venezia adesso per parlare della fine di uno scontro durato oltre 2 anni, lo scontro tra il sindaco Luigi Brugnaro e i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati. Parliamo del contratto decentrato con i comunali, perché stamattina alle 8, dopo 17 ore di trattativa non stop, è stato firmato il contratto decentrato da tutte le sigle sindacali. Allora sentiamo proprio su questo, a poche ore dalla firma, l'assessore al personale del Comune di Venezia Paolo Romor. Sentiamo le sue parole. Grazie all'efficientamento dell'ente e alla messa in sicurezza del bilancio è stato possibile per il Comune destinare 5,2 milioni alla produttività dei dipendenti. Questi 5,2 milioni poi sono suddivisi attraverso varie voci, vari istituti, c'è la performance individuale, c'è il bonus eccellenze, ci sono i progetti speciali, cioè quei progetti che l'amministrazione mette in campo e propone per creare un servizio o un valore aggiunto per i cittadini. Tutti questi istituti consentono di costruire un sistema di valorizzazione del merito e dell'impegno dei dipendenti, e quindi attraverso questa struttura e questo metodo si riesce a creare dei servizi aggiuntivi per i cittadini. Questo quanto porterà mediamente in più in tasca ogni dipendente? Allora diciamo che attraverso questo sistema, in definitiva, un dipendente che abbia una valutazione di performance positiva, che partecipi a un progetto per l'efficientamento dell'ente, e riesce può puntare ad avere mediamente una cifra aggiuntiva di circa di 1.300 euro all'anno. Intanto sul fronte sindacale, sul fronte lavoro, un paradosso che viene dal Comune di Noventa Padovana: è bastato lo sciopero di un bidello per tenere chiusa un'intera scuola elementare.
Il collaboratore scolastico aderisce ad uno sciopero nazionale proclamato da alcuni sindacati di base e l'intera scuola rimane chiusa. È successo a Noventa Padovana, dove è bastato lo sciopero di un bidello incaricato ad aprire il cancello d'ingresso dell'elementare Anna Frank per mandare a casa più di 500 bambini. Una vicenda singolare che ha provocato polemiche anche tra i sindacati. Secondo il sindaco di Noventa, lo sciopero di una sola persona non può far cambiare il programma ad oltre 1000 genitori. Tema lavoro adesso in Veneto, l'occupazione continua a crescere anche nel 2017, quanto si evidenzia dalla bussola sul mercato del lavoro in Veneto relativa al quarto trimestre 2017 pubblicata da Veneto Lavoro. Nel corso dello scorso anno le posizioni di lavoro hanno raggiunto quota 34.000, sommate alle 43.900 del 2015 e alle 34.200 del 2016, fanno circa 112.000 posti di lavoro in più negli ultimi 3 anni. La crescita però è dovuta soprattutto all'aumento dei contratti a termine. Le posizioni infatti a tempo indeterminato hanno subito una diminuzione di 17.200 posti. L'aumento ha interessato uomini con più di 19.500 posti e donne con 14.500 posti, italiani con 22.300 posti e stranieri con 11.700 posti. A livello settoriale a trainare la crescita sono soprattutto il commercio, il turismo, l'ingrosso e la logistica e l'istruzione, ma anche l'industria, le costruzioni e i servizi che hanno registrato un saldo positivo. E a proposito di lavoro e a proposito di imprese, ieri il duro documento del numero 1 degli industriali trevigiani, Maria Cristina Piovesana, alle rappresentanze politiche, a poco più di una settimana dal voto. Le proposte politiche della campagna elettorale? Un elenco di problemi con soluzioni improbabili e velleitarie rivolte a singoli componenti della società con l'obiettivo di massimizzare a breve il consenso elettorale a prescindere da ogni considerazione di fattibilità di quell'offerta. Il piccone della numero 1 dell'industria Treviso, Maria Cristina Piovesana, torna a colpire un attacco durissimo a ridosso delle elezioni. Non è la prima volta che Piovesana si scaglia contro l'inconcludenza della politica, ma stavolta la nota diramata nel pomeriggio non lascia spazio a interpretazioni di sorta. Nelle elaborazioni dei partiti si legge: non c'è un'idea di società e di economia sulla quale coinvolgere e guidare la comunità nazionale. Ma lo sguardo degli industriali trevigiani va oltre, alla società italiana in tutte le sue componenti. Il corpo sociale, sottolinea ancora Piovesana, non può autoassolversi scaricando ogni responsabilità come alibi sulla inadeguatezza della classe politica e della classe dirigente più in generale. Come dire, siamo chi abbiamo votato e saremo chi voteremo. Da tempo, continua Piovesana, gli industriali trevigiani sono interpreti dell'idea che l'impresa è un valore, non per se stessa ma per l'intera comunità. A Treviso, ricorda, ne sono testimonianza l'impegno pluriennale per una difesa delle ragioni dell'impresa, ma anche per un sistema di relazioni industriali coeso e partecipato, per la riqualificazione e riconversione del territorio secondo parametri e obiettivi di sostenibilità, per l'occupazione e la permanenza nel territorio dei nostri giovani. Ai decisori politici, conclude Piovesana, compete quindi di creare le condizioni affinché le imprese del territorio possano esprimersi in condizioni di legalità, ma anche di efficienza. Un appello che ha il sapore dell'ultima chiamata. E a proposito delle politiche, ieri sera a 20:10 è acceso confronto sul tema, un tema caldo, che è quello delle coppie di fatto e adozioni gay, tra il candidato di Liberi e Uguali Said Caibi e Lorenzo Damiano del Popolo della Famiglia. Sentiamo alcuni passaggi di questo dibattito. Ci sono migliaia di coppie di donne e uomini sposati o non sposati, conviventi, che sono in attesa per avere questi bambini. Quindi la precedenza per le adozioni va a una mamma e un papà, che è la cosa più la prevede anche la Costituzione. Quindi prima di cambiare le regole bisogna cambiare la Costituzione, ma bisogna chiedere agli italiani se sono d'accordo, perché quando la sinistra ha cercato di cambiare la Costituzione, il referendum che cosa ha fatto? Agli italiani ha detto di no. Dicembre, cioè quindi potrebbe essere un referendum per eventualmente fare questa modifica in Costituzione di riconoscimento del matrimonio, quindi assolutamente sì. Guardi, io sono assolutamente d'accordo su intraprendere anche un percorso. Adozioni per le famiglie omosessuali, sì o no? Si potrebbe fare un referendum su questo o decide la politica? Se noi oggi dessimo ogni tanto la possibilità al nostro popolo di votare su alcuni temi, forse la risposta non è quella dei mainstream, del sistema mediatico, del sistema politico, forse la risposta è un'altra, è una risposta di
buon senso. Oggi devo farvi una confessione: quando voi andate nelle scuole a parlare con i genitori, a incontrare i bambini, a incontrare gli educatori, vi renderete conto che il mondo dell'infanzia è totalmente cambiato e già oggi esistono famiglie arcobaleno che non vengono riconosciute per una questione di tutela, persone dello stesso sesso, persone con orientamenti sessuali differenti, con orientamenti sessuali che non sono quelli tradizionali e classici eterosessuali. Il punto però è non mischiare il tema dell'affettività individuale delle persone con una questione dei diritti che riguarda le famiglie e i bambini. La maggior parte degli anni, di questi ultimi anni di governo, si è trattato solo questi argomenti e dell'economia non si è occupato nessuno, di cui il Presidente del Senato è l'attuale Presidente di Liberi Uguali. Quindi voglio dire, non si può credere a coloro o a colui il quale della famiglia non se n'è mai interessato nulla. E adesso all'improvviso si posso dire una famiglia. cosa? Pietro Grasso è una delle poche persone che oggi si candidano con un ruolo di leadership che invece hanno avuto a che fare con le famiglie, e dopo con le famiglie delle cosche calabresi, delle cosche mafiose, con le cosche di Cosa Nostra. Questa è la storia politica di Pietro Grasso. Sono pronti a fare il ritorno con Renzi e Lorenzini, ma ritroveremo lei con la Lorenzin. Dibattito acceso, non c'è che dire. Qual è il comune, uno dei comuni più giovani del Veneto e sicuramente il più giovane della Marca? Lo scopriamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, la prima edizione del nostro telegiornale con un servizio che parla di una svolta, almeno di un'inversione di tendenza, almeno in uno dei comuni della Marca trevigiana. Si parla spesso dell'invecchiamento ed è un problema, una piaga, ma c'è a Casale sul Sile una buona notizia. Casale è sicuramente il comune più giovane della Marca, è uno dei più giovani in Veneto. Casale facciamo 13.000 abitanti, di cui 2.600 under 18. A Casale un cittadino su 5 ha meno di 18 anni, quasi un record considerando l'invecchiamento dilagante in tutta la Marca. Il 20%, quasi il doppio rispetto ad esempio Treviso, città dove l'età media è quasi 50 anni e gli over 65 sono il doppio rispetto ai giovani fino ai 14 anni. Qual è il segreto? Molto concorre il buon rapporto economico per case e appartamenti legato al nuovo assetto edilizio di capoluogo e frazioni. Noi dobbiamo assolutamente andare a proteggere l'utente debole, il pedone del ciclista. Nel nostro centro storico versano circa 1.500 giovani ragazzi che vanno a scuola e quindi la grande sfida è rendere in sicurezza il centro storico del paese. Di sicuro sono diverse le giovani coppie, ma anche i single che hanno investito su Casale, vuoi per le occasioni, ma anche per una certa comodità nell'utilizzo dei grandi assi viari dell'autostrada verso Trieste e quello del passante di Mestre verso Milano. A questo va sommato, secondo Giuliato, il progetto verde del dopo Coveri. Inizia un'epoca in cui giustamente c'è una riqualificazione del territorio e oggi come oggi, soprattutto nella nostra zona dove il Sile è un giacimento naturale chiaramente tra virgolette da sfruttare, lì dobbiamo pensare a qualcosa di turistico. Insomma, infrastrutture, ma anche qualità della vita in un territorio più verde sono la chiave del successo giovane di Casale, che punta in alto anche sulle autostrade per sconfiggere smog e polveri sottili, chiedendo agli altri sindaci di lasciare da parte la politica e di pensare tutti al bene comune. Si può parlare anche di liberazione delle autostrade, in quanto il sottoscritto ancora a luglio del 2017, grazie al prefetto, ha inviato l'invito al Ministero per liberalizzare il tratto Meolo-Quarto d'Altino. Però si fa tutti assieme. Ed ora a Sernaglia della Battaglia per conoscere un talento davvero oltre ogni limite, quello di Margherita Borsoi. Voglio andare elegante. Margherita Borsoi ha le idee chiare. Il 12 marzo, quando il Quirinale verrà premiata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, vuole essere perfetta. Sta preparando tutto mamma, racconta sorridente. Lei, 11 anni, è nata senza avambraccio e mano sinistra, eppure questo non l'ha mai fermata. A Roma, insieme ad altri 28 giovani, riceverà l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica.
Sarà una giornata indimenticabile. Mamma Maristella e papà Claudio ancora faticano a credere che stia succedendo tutto questo proprio a loro. Cercando di calmarci un po', insomma, perché siamo un po' agitati in questo momento qua. Perché... Sì, ancora non siamo riusciti a metabolizzare il tutto. Una grande determinazione che l'ha portata a non arrendersi mai nemmeno di fronte alle difficoltà, e così anche suonare il piano diventa semplice. La sua forza Margherita l'ha messa anche nello sport che da qualche anno pratica, il taekwondo. A fine novembre ha vinto il campionato di forma Martina Franca e Margherita mostra orgogliosa la medaglia d'oro. Cerchiamo di far sì che Margherita conduca una vita come tutti gli altri ragazzi, e quindi entrando tutto nella normalità non ci siamo resi conto che quello che faceva poteva avere comunque una valenza più grande. A fine aprile Margherita sarà a Savona per una gara della sua categoria, ma nei sogni rimangono le Paralimpiadi del 2020. Molti la considerano già l'erede di Bebe Vio. Per la piccola campionessa, l'olimpionica di Mogliano è un esempio da seguire. Sì, è il mio idolo. Lei mi dice sempre di non mollare mai, andare sempre avanti, anche se trovi un ostacolo, di superarlo e andare avanti. Di Bebe ce n'è una sola. E l'esempio che lei dà a noi e a tanti altri ragazzi è immenso, ok? Perché riusciamo a vedere il futuro dei nostri figli. Allora complimenti a Margherita e complimenti anche a Bebe Vio. È davvero tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Nella giornata di sabato 24 febbraio il tempo si manterrà buono sul Triveneto, qualche nube ci sarà, ma a prevalere sarà comunque il sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto qualche residuo piovasco al mattino sui settori meridionali, ma migliorerà presto. Soleggiato altrove con il cielo che sarà parzialmente nuvoloso con qualche innocuo addensamento. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, valori minimi tra 1 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Bel tempo anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento, tuttavia con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, ma generalmente asciutto. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza asciutto e stabile, ampio soleggiamento nella prima parte della giornata con qualche foschia sulle vallate alpine di confine, più nubi col passare delle ore anche con locali nevicate. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15 gradi, valori minimi tra 3 e 5 gradi circa. Il mare sarà molto mosso, localmente mosso nel Golfo di Trieste, i venti forti da nord-est. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.